Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento del lunedì, mercoledì, gruppo TV7, come di consueto siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Vi ricordo che tra l'altro mi diceva Dennis che c'erano messaggi anche da Roma perché ci vedono anche lì, quindi al 642 ovviamente ringraziamo i nostri telespettatori, vuol dire che la trasmissione è molto interessante. Detto tutto questo vado da Elisabetta in redazione per vedere se ha trovato qualche altro robot in giro per il mondo. Elisabetta? No, ti faccio vedere questa volta come dei ristoratori si sono reinventati, diciamo, hanno superato le limitazioni pur di continuare a offrire il loro servizio. Ti faccio vedere questo video. Praticamente con degli scivoli artigianali permettono alle persone di non scendere dalle loro macchine e di ritirare, insomma, il pasto ordinato stando a bordo delle proprie auto. Beh, carino insomma, no? E magari qualche cibo non riesce ad arrivare a destinazione, così lo trovano per terra. Va bene, abbiamo visto che è questo. Va bene Elisabetta, andiamo a leggere i messaggi. Ce ne sono davvero tanti, mi diceva Dennis, allora andiamo a leggere un po', vediamo cosa scrivono i nostri. Il 18 maggio apriamo e chi lavora nel turismo, bus, navigazione, crociere, guide, ville venete, castelli, mamma mia, giardini, terme, piscine. Cosa faranno senza turisti, senza turismo? Cosa andiamo a fare se ci hanno cancellato tutte le prenotazioni a causa Covid? Io lavoro nel turismo da 35 anni e sinceramente sono molto preoccupato. Saluti Rudy Torinato. E ha ragione Rudy, speriamo che tutto ciò un po' diminuisca la pressione, perché sicuramente ci sarà, però che magari le cose migliorino lentamente. Tanto riapriamo e poi mi hanno sempre insegnato bisogna partire e poi vedrai che le cose vanno a sé e speriamo sia tutto rapidamente. Andiamo nel prossimo. Buonasera, una domanda per l'assessore De Berti. Come avete intenzione di intervenire per il trasporto pubblico locale in Veneto e soprattutto per Venezia o ACTV, data la peculiarità della città molto legata al turismo, agli introiti che ne derivano? Grazie per la risposta Elisabetta, ovviamente chiedo scusa però il monitor distante, quindi le parole sono vicine, quindi mi sfugge qualche parola e chiedo scusa. Andiamo nel prossimo, credo sia l'ultimo di questa serie. Vorrei ricordare che ci sarà anche il problema degli scuolabus. Molte famiglie ne hanno assoluta necessità e senza questo servizio i bambini dovranno rimanere a casa. Ce ne sono altri? Perché il droplet c'è anche lì. Sì, ben venga invece l'aiuto su bicicletta e monopattini elettrici. Senza mobilità sostenibile il nostro paese non ha futuro. Anche questo è un altro motivo della discussione. Abbiamo collegato il presidente di Bus Italia Veneto, Andrea Ragona, e lo salutiamo ovviamente perché il tema è il trasporto, quindi chi meglio di lui che ne è il presidente di Bus Italia può darci delle delucidazioni per quanto riguarda personale. Buonasera Presidente. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, allora andiamo con ordine. Risposta a Bisatto rapidamente che doveva rispondere e voleva intervenire. Bisatto. Ma più che una risposta era una considerazione rispetto all'andamento della serata. Cioè noi ci siamo scorticati per 2 ore di dire la velocità, la burocrazia, la stratificazione legislativa, poi interviene un assessore regionale e guardate che io sto dicendo che capisco perfettamente il ragionamento che ha fatto e ci ha fatto capire quanto sia difficile poi mettere a terra i provvedimenti, non da parte regionale, in generale, perché la giusta domanda che poneva lei, direttore, quando diceva ma lunedì come ci comportiamo? Se in autobus ci vanno dentro il 10% delle persone e però un interlocutore da un'altra parte mi dice ma come fa lo Stato a buttare là i soldi per i monopattini o le biciclette? È meglio far correre tutti con le auto private. Non è che le due cose non sono sovrapponibili. La politica fa questo, cerca di mettere insieme, come dire, gli interessi di più categorie sociali, rispettandole tutte, non tagliando a fette. Quando si vuole tagliare a fette, si fa il male della società. Poltelli voleva intervenire visto che è stato preso in causa dai monopattini. Ma guardi, io forse mi sono spiegato male, io pure parlo un'altra lingua. Io sono d'accordissimo sulle difficoltà, io non ce l'ho mica con Bisatto perché rappresenta il governo o in maggioranza il governo, io dico solo questo. Per una volta non sono d'accordo con nessuno degli interventi di adesso, vi spiego subito qual è il problema. Per voi il problema è che la gente non prenda la macchina o prenda il monopattino o sia ecosostenibile o prenda i mezzi pubblici. Per me il primo obiettivo è che la gente vada al lavoro.
perché il primo obiettivo è tutelare il lavoro e il lavoro non lo tuteli se non dai la possibilità alla gente di andare a lavorare e spostarsi dal luogo di residenza, che ci vada in bicicletta, in macchina, con una macchina vecchia che fa più fumo di una ciminiera o che ci vada con un triciclo. A me non interessa, il primo obiettivo in questo momento, ovviamente è un periodo, è una finestra temporale, non è che debba sempre essere così, ma in questo momento bisogna liberare da ogni divieto la movimentazione delle persone private. Ci saranno più ingorghi, certo, ci saranno più incidenti, certo, ma l'obiettivo principale in questo momento è il lavoro, cioè che la gente vada a lavorare, perché se no stiamo qui a ragionare dei monopattini, ecosostenibile, Euro 5, Euro 6, Euro 2 e le aziende chiudono. Le aziende, giustamente, io ho visto qui in provincia a Mestre, io comincio a vedere i primi autobus della CTV con la sola destinazione Fincantieri, giustamente, perché la Fincantieri ha centinaia di operai e cominciano anche loro in qualche modo a trovare un accordo con la CTV per portare gli operai solo e non intasare le linee che da Mestre portano a Venezia. Questa è una soluzione, ma non può essere solo questa. In questo momento non bisogna tutelare l'ecosostenibilità, bisogna tutelare il lavoro. Se perfetto. Ragona, dell'ecosostenibilità non andiamo da nessuna parte. Ragona, in prospettiva di quello che abbiamo discusso, se lei ha seguito la trasmissione prima del collegamento, cosa succederà lunedì? Perché l'assessore ha detto che i mezzi ci sono, gli uomini ci sono, cosa succederà? Mancano i soldi per pagarli. Mancano i soldi per pagarli? Mancano solo qui un dettaglio? Un piccolo dettaglio, ma il problema è lì, cioè, se ci sono certezze di soldi, si mettono in campo tutti i mezzi e in questo frangente riusciamo ancora a far certo, Ragona, cosa farà fronte? Ragona? Sì, buonasera, mi sentite? Sì, bene. Bene. No, allora, cosa succederà lunedì? Io questo francamente non lo so. Sicuramente bisognerà potenziare il servizio rispetto all'attuale. Detto questo, non riusciremo mai ad avere un servizio che, appunto, come si diceva prima, si potrà rispettare il metro di distanza. Prima un autobus da 12 metri conteneva per legge fino a 100 persone, diciamo 100 persone sono effettivamente tante, ma anche 80 persone sono tante. Se dovessimo rispettare stiamo a 20-25 metri. 20-25 persone. Non è economicamente sostenibile questa cosa. Poi mi ricollego a quanto ho sentito, non è solo una questione di ecosostenibilità l'autobus e l'altra mobilità sostenibile, è che se noi pensiamo che tanta nostra utenza sono commesse, sono signore delle pulizie, non solo, però ci sono anche queste persone che non è che possiamo dirgli domani andate in macchina, perché queste persone probabilmente, uno, non hanno i soldi per pagarsi la macchina, e due, perché magari non hanno nemmeno la patente, e quindi bisogna trovare delle soluzioni. Una delle soluzioni, sicuramente, secondo me, su quella che bisogna intervenire per prima, è quella di differenziare gli orari. L'Italia ha un'ora di punta tra le 7, 7 e mezza e le 9, 9 e mezza, in cui quasi tutti si muovono. Bisognerà cercare di non fare, di cambiare queste abitudini, quindi ingressi scaglionati nelle scuole, ingressi scaglionati negli uffici, ingressi scaglionati nelle aziende. E questo deve andare al di là dell'emergenza, perché se noi scaglioniamo queste cose, poi dopo, in futuro, possiamo ottenere le cose buone che abbiamo imparato da questa emergenza. Se scaglioniamo le entrate, è più facile organizzare un servizio che non passerà più ogni 7 minuti in ora di punta, in mezz'ora, in ora di morbida, ma continuerà a essere a 10 minuti per tutto il giorno. Quindi questo sulla prospettiva. Su lunedì, ripeto, noi potenzieremo il servizio. La crisi economica c'è, quindi l'appello mio è a tutte le istituzioni, a regione, a governo, insieme di collaborare, cercare di collaborare, perché è una crisi da cui si esce solamente se tutte le istituzioni fra di loro collaborano. Ecco, però Andrea Ragona, nei ragionamenti che ho sentito questa sera, che nel concetto ovviamente trovano tutti parti ragionevoli, però c'è un dato di fatto. Allora, succede che l'Italia riapre lunedì,
Il governo sa che riapre lunedì, il governo dovrebbe avere messo dei protocolli e delle linee guida per i ristoratori, per gli autobus, per le parrucchiere già oggi, in modo tale che se io Ragona devo preparare gli autobus ho il tempo di farlo. Se lo fa lunedì o martedì dopo che sono successi i primi disastri e che magari il coronavirus comincia di nuovo a serpeggiare, ha fatto un dramma. Allora mi domando, e lo domando anche a Bisato, ma perché il governo non fa i protocolli sulle cose che vengono aperte con anticipi in modo tale che le aziende, in questo caso Bus Italia e in tanti altri, delle parrucchiere e ristoratori, aprono nella maggiore sicurezza? Ma santo Dio, ci vuole uno scienziato per fare questo? Direttore, attenzione, perché le linee guida per il trasporto ci sono, il problema è che nelle linee guida è previsto questo metro di distanziamento. Ho detto trasporto, però ho detto tutto, però, capito? Cioè, il problema nei trasporti è il distanziamento di per sé, che o il ministro si assume la responsabilità di dire bene, non sarà più il metro di distanziamento, ma fino alla capienza massima del 50% dei posti assentiti. E se gli scienziati dicono guarda che è pericoloso? Se non lo fa il ministro lo fanno. Allora, alcune regioni lo hanno già fatto, noi non l'abbiamo fatto perché in questo momento riuscivamo ancora a farci fronte, al problema. Ma se non si assumerà questo onere il ministro, lo dovranno fare le regioni, ma le regioni per l'ennesima volta dimostreranno di saper assumersi le proprie responsabilità nel momento del bisogno. Il governo invece responsabilità non se ne prende, perché c'è anche al DPCM c'è anche un protocollo sottoscritto con i sindacati e con le aziende di trasporto dove c'è semplicemente scritto che qualora la distanza di sicurezza di 1 metro non possa essere garantita è fatto obbligo portare la mascherina. Allora, la mascherina è un obbligo portarla, indipendentemente, quindi questo metro, se sono 80 centimetri o 70 centimetri, non cambia niente. Risponde che la domanda per i bambini, lo scuolabus è un dramma, perché vi dico che ci sono anche tanti comuni che in questo momento devono fare le gare per l'affidamento del servizio di scuolabus per le scuole, perché possa partire il servizio da settembre. Ora loro non sono nelle condizioni di poter fare le gare, perché se io prima per portare 250 bambini utilizzavo 4 scuolabus, se io in uno scuolabus devo applicare il metro di distanziamento e anche nello scuolabus vuol dire che porterò qualche unità di bambino, il servizio non è sostenibile, ma i comuni non riusciranno neanche a fare le gare e non si riuscirà a dare certezza alle famiglie di poter portare i loro bambini a scuola. Quindi tutto il sistema del trasporto dal PPL non di linea fino allo scuolabus c'è questa difficoltà. È ovvio che è un problema sanitario, ma bisogna, adesso il presidente di Bus Italia parlava dell'organizzazione delle aziende. Le linee guida del trasporto danno questa indicazione, la differenziazione dell'orario di entrata al lavoro, però nel momento in cui vengono scritte nelle linee guida ma non c'è scritto chi deve coordinare, noi non siamo un interlocutore perché con le linee guida non abbiamo discusso con il ministro. Il ministro fa questi accordi con i sindacati e con le aziende di trasporto, dice che bisogna differenziare le attività produttive e l'orario di entrata, quindi bisogna scaglionare l'entrata. E chi deve organizzare lo scaglionamento delle entrate? Chi lo fa? Io, proprio perché nessuno lo sta facendo, domani porterò in giunta una delibera dove come trasporti costituirò un tavolo tecnico dove vado a interloquire con le attività produttive, andrò a interloquire con la scuola, andrò a interloquire con i colleghi Donazzana e Marcato, perché ci vuole qualcuno che poteva essere il prefetto che coordinasse questo lavoro, ma se nessuno lo coordina nessuno lo fa. Però ha ragione Pontelli, bisogna lavorare alla fine. Bisato rapido e poi Ragona su questo ragionamento. Bisato. Ma niente, il ragionamento è sempre lo stesso, cioè qua a me sembra che se una roba non funziona è il brutto ranatroccolo al governo, altrimenti qua si risolve tutto d'amblè i problemi. Fa benissimo l'assessore. Io non ho detto questo, ho detto che il governo deve prendersi delle responsabilità, altrimenti le responsabilità se le prendono le regioni. Fine. Poi servirà quello a livello comunale. Lei prima ha portato un chiaro esempio e ha detto, quando ha parlato della situazione veneziana, ha detto chiaramente che quella è una situazione particolare, giusto?
l'ha detto lei Ma prima. sì, perché è Io particolare, concordo, perché tu hai concordo. il 60-70% di residenti che ti producono il 30-40% dei ricavi da tariffa e avevi un 30-40% di turisti che ti producevano il 60-70% dei ricavi di tutta l'azienda. È ovvio che nel momento in cui estinti i turisti e non si ha una previsione di quando torneranno i turisti a Venezia, la società è in difficoltà, ma la società ha bisogno di certezze. Per il Veneto da qui a fine anno parliamo di un buco di 200 milioni, per quanto voi giustamente diciate anche la Regione deve fare la sua parte, la Regione si farà la sua parte, ma nessuna Regione a livello nazionale può far fronte ad un buco di 200 milioni di euro nel trasporto pubblico locale. Serve sicuramente un segnale da parte del governo e un aiuto in questo, Infatti, perché è una funzione, ricordo, delegata alle regioni, ma la borsa dei soldi la tiene il governo. Attenzione, perché la borsa dei soldi la tiene il governo e noi, ripeto, non siamo un interlocutore, perché noi non siamo al tavolo a dire la nostra, perché il ministro, ma non solo il ministro alle infrastrutture e trasporti, anche altri ministri, non considerano le regioni un interlocutore. Tu ti trovi il cittadino, l'autotrasportatore, il noleggio con conducente nel turismo, chi ha azienda di trasporto che si occupa di scuola, bus, il comune, che sottopone il problema alla regione, perché sono disperati, si sentono abbandonati, perché non sentono di essere ascoltati e noi come regione non abbiamo l'interlocutore a Roma. Io non sto dicendo che non è una situazione difficile. Attenzione, l'interlocutore a Roma, Bisato, glielo dico, non manca solo alla Regione Veneto, manca a tutte le 20 regioni d'Italia. Risposta breve Bisato, poi Ragona. Poi Ragona, vediamo se Ragona ha interloquito con il governo. Io non sono mai stato in dialettica con lei aspra, perché le sto riconoscendo da tutta la sera che lei fa la parte dell'amministratore serio che mette in fila i problemi e sa che sono difficili da gestire. La stessa dinamica, se io volessi buttarla in polemica, potrei farla rispetto alla regione per la mancata interlocuzione dei comuni, perché sa benissimo che quando la regione fa le ordinanze e le butta fuori all'1:30 del venerdì e alle 15 vengono a chiederti so per certo che il collega Bottacin vede i presidenti di provincia che dialogano con i sindaci quasi quotidianamente. Attenzione, perché un discorso è l'ordinanza e i contenuti dell'ordinanza si sono stati discussi a 360 gradi. Attenzione, perché Bottacin e anche la Lanzarini interloquiscono con i presidenti di provincia che a loro volta interloquiscono con i sindaci quasi quotidianamente. Io sto dicendo non che il ministro ci convoca e parliamo con il ministro tutte le settimane. Io in 3 mesi di pandemia il ministro l'ho visto una volta e non ci ha neanche fatto parlare, perché se noi contestavamo quello che diceva si innervosiva. E non solo con la Regione Veneto, anche con l'Emilia Romagna, anche con la Toscana, con la Liguria e con la Lombardia. Un po' fastidiosi, ok? Allora, se noi siamo coloro che raccolgono i problemi, sono con lei e non lo negherò mai che questa è una situazione difficile da gestire. Ma in questo momento per poter dare certezze per poter dare certezze al trasporto pubblico locale servono certezze nelle risorse, cosa che a questa sera ancora non abbiamo, salvo sapere che il fondo ad hoc che le regioni hanno chiesto per il TPL regionale verrà spartito con treni indivisi, treni ad alta velocità
e tutto quello che c'è di particolare in più in quel fondo dovremmo attingere, perché c'è anche tutta la partita, e non sottovalutiamola, del rimborso degli abbonamenti. Fermi lì, Ragona, vengo da Ragona. Ragona, ma è vero come dice l'assessore che il governo ha parlato direttamente con gli imprenditori, quindi ha parlato con lei per quanto riguarda il trasporto? Con le associazioni Di categoria, sindacati e tant'altro, insomma. Ragona. Riusciamo a avere Ragona? Microfono. Prego, prego Ragona, prego. Può attivare il microfono Ragona, perché non ha attivato il microfono, ha fatto qualche... ecco, adesso la sentiamo, sì. Lei parlava, ecco. Noi non se può ripetere tutto quello che stava dicendo. Sì, no, diciamo che l'assessore ha ragione sul fatto che servono certezze per il futuro, perché poi diciamo che, vedete, gli ingressi, gli introiti da tariffa che valgono 40, 30, 50%, poi dipende dall'azienda, dalla situazione, però sono comunque una parte importante. Noi non sappiamo, c'è stato un crollo totale in questi mesi, ma tra l'altro noi non sapremo quando poi dopo si riprenderà nei prossimi mesi, e se non sta in piedi il trasporto pubblico non stanno in piedi le città. E quindi serve sicuramente che ci vengano date delle indicazioni chiare. Ecco, diciamo, cerchiamo di rendere anche utile la trasmissione, chiedo allora all'assessore, visto che altre regioni, se lo hanno fatto altre regioni sulla capienza, se possiamo farlo anche noi. Questo potrebbe essere un aiuto per le aziende, sapendo che è il 50%, allora diciamo un piccolo, come dire, chiedo se è possibile, se prima o poi potrà essere data anche questa indicazione. Allora, forse non ha sentito il Presidente. Allora, noi non abbiamo infranto il droplet in questi 15 giorni solo ed esclusivamente perché, uno, i sindacati non erano d'accordo e la questione del personale delle aziende di trasporto non è da sottovalutare. Gli autobus dovevano mettere in sicurezza l'autista. Ok? Quindi bisognava fare gli interventi sugli autobus per dare serenità all'autista, perché possa lavorare, insomma, diciamo con un minimo di serenità. Abbiamo fatto l'incontro la settimana scorsa con tutte le aziende di trasporto, per Bus Italia c'era ovviamente il direttore, e il pomeriggio ho incontrato i sindacati. Ai sindacati ho detto: se il ministro non si prende la responsabilità di infrangere il droplet di un metro, ok? Visto che ci sono degli spazi nel DPCM che permettono di dare un'interpretazione, diciamo, non estensiva, però l'articolo 3, il comma 2, dice che nel momento in cui non si riesca a garantire in maniera continuativa il distanziamento è fatto obbligo utilizzare la mascherina. Allora, noi la mascherina ce l'abbiamo già come obbligo. Andremo nella direzione di dire, nel momento in cui non è possibile utilizzare, cioè a mantenere in maniera continuativa il distanziamento, in ogni caso non sarà possibile superare il 50% della capienza del mezzo come posti. Questo ovviamente vi darà un po' di respiro, però attenzione, perché poi i controlli che il ministro ha posto in capo alle aziende, lei mi insegna che giustamente mi rispondete: ma non sta a noi controllare, devono essere le forze dell'ordine. Allora, ci sono in alcune province alcune linee che sono particolarmente critiche, diciamo, dove i prefetti mettono a disposizione le forze dell'ordine, ma allora lì vuol dire che ci deve essere, nel momento in cui anche con questa norma si andrà in difficoltà, sia che la faccia il governo, sia che la faccia la regione, perché se non lo farà il governo stiamo spingendo noi per arrivare a farla, voi dovrete mettere in campo più mezzi possibili per far sì che dal 18 non ci siano più problemi, Ragona, con i mezzi disponibili, certo, ovviamente dell'azienda. Ragona, i mezzi disponibili di Bus Italia riescono a coprire il fabbisogno del Veneto? Beh, allora noi copriamo le province di Padova e Rovigo.
No, come dire, se dobbiamo andare al 50%, no, probabilmente non lo copriranno. Però diciamo che se riusciamo ad arrivare al 50%, cosa che oggi invece non è già un passo importante, per cui, come dire, bene quello che ha detto l'assessore, se ci sono novità in questo senso, per noi è molto importante. E, cosa si può fare? Come dire, questa è un'idea su cui bisogna ragionare, colgo l'opportunità di dirlo ai miei interlocutori. Magari possiamo ragionare in qualche modo sulle corsie preferenziali. Se la regione riesce in qualche modo a obbligare i comuni a cercare più che a obbligare, a incentivare i comuni in qualche modo a realizzare corsie preferenziali, ecco che allora noi possiamo dare un'offerta maggiore con lo stesso numero di mezzi, perché aumenta la velocità commerciale e quindi con gli stessi mezzi, anziché passare ogni 20 minuti, passo ogni 10 minuti. Questo è un intervento che bene o male è a costo zero, è un'idea che mi viene, però visto che come siamo in una situazione di emergenza proviamo a ragionare su nuove idee, dobbiamo inventarci un nuovo mondo e proviamo, come dire, a ragionarci insieme, a vedere se sono delle idee che buttiamo lì, poi dopo effettivamente si riesce a costruire qualcosa di positivo. Pontelli, la buona volontà mi sembra di capire dall'assessore, dal presidente di Borsa Italia, per far sì che la gente vada a lavorare c'è, mancano un po' i soldi, mi sembra di capire, però la buona volontà quantomeno c'è. Ma nessuno mette in dubbio la buona volontà, anche se ci sono delle contrapposizioni politiche, nessuno qua parla contro l'Italia, questo mi sembra abbastanza evidente. Rimane però, c'è un fatto che io trovo molto paradossale, non che sia sbagliato in termini di principi. Quando sento dire bisogna scaglionare gli orari di apertura, questo può andare bene forse per le scuole, forse per i tribunali, ma il servizio pubblico si chiama servizio e come servizio è fatto a servizio di un'altra attività che è quella industriale. Per cui è paradossale che noi si pretenda che si cambiano i cicli produttivi delle aziende private e l'arrivo per esempio in ufficio alle 8 perché il servizio pubblico non riesce a garantire questo tipo di servizio. Certo. Questo è il paradosso dei paradossi. Questo non vuol dire che non sia giusto, questo non vuol dire che per esempio, io vi faccio un esempio banale, a Biella qualche anno fa avevano fatto una prova per mandare tutti i bambini delle scuole elementari e degli asili nido a scuola alle 9 per vedere se riuscivano in qualche modo a diluire il picco di massimo intasamento che, come è stato giustamente ricordato, va dalle 7:30 alle 8:30 e vedere se mandando i bambini un po' più tardi si riusciva a ottenere qualche risultato. Questa potrebbe essere una soluzione, ma questo vale per l'utenza scolastica. Ma noi non cioè è una bestemmia chiedere al mondo industriale di cambiare i cicli produttivi perché il servizio pubblico si intasa. Ma vi rendete conto, Pontelli, le chiedo scusa, ma io non voglio fare l'avvocato del diavolo, assessore, Bisato, Forcoli, ma questo problema dovrebbe già essere risolto, cioè ne discutiamo oggi a 3 mesi dalla pandemia, quando iniziano ad aprirsi i ristoranti. I ristoranti, prima ho detto che ovviamente non hanno ancora il protocollo perché i ristoranti e le parrucchiere non ce l'hanno ancora, hanno sentito dire gli alberghi. Io pensate anche alle cause a cui si espongono domani verso i clienti. Interdonato, non vorrei fare il protagonista, però mi chiedo davvero, ma la politica non può pensarci prima, santo Dio, apriamo il 18, facciamo delle linee guida per ristoratori, parrucchieri, autobus, macchine, biciclette, corsie preferenziali, ma non si può organizzare l'Italia in maniera diversa o qui l'Italia è tutto più difficile. Bisato, non mi dica Bisato che accendo fuochi perché è così la storia. No, ma però guardi, è da mezz'ora che giriamo intorno ad esempio alla discussione. Ma lo sa Bisato, la fermo lì, Bisato la fermo lì, perché è un'ora che discutiamo di queste cose. Io le garantisco, come non mi fidavo all'inizio delle banche, io le garantisco che lunedì verranno riaperti tutte le aziende tantato e sarà un casino, perché nessuno avrà risolto il problema. Se solo i soldi, diceva prima Interdonato, i 25.000 euro nel decreto che ha fatto lo Stato non prevede che se uno li prende e chiude il giorno dopo abbia da pagare la penale, può riprendere la percentuale, il giorno dopo può chiudere l'attività e nel decreto non c'è scritto nulla. Questa è l'Italia. Allora, Bisato mi tolga. Se io cominciassi a parlare di calcio, lei mi bloccherebbe dopo 30 secondi, perché io, da utente dello stadio che ci va 2 volte all'anno, rischio di dire delle cose che poi per un addetto ai lavori vengono totalmente sconfessate. Perché mi permetta, l'assessore De Berti
è plasticamente l'immagine di cosa voglia dire su un argomento, sapere di cosa si parla e sapere che è complesso. Ha detto prima che se rifacessimo alle linee guida dovremmo mantenere 10 persone al posto di 90. Però ha anche detto Bisato fermo, Bisato sta trascurando della politica. La cosa più importante, Bisato sta trascurando nelle prossime ore si cerchi di trovare una soluzione Bisato, però posso dirle una cosa, giusto perché lei prima ha detto... Bisato, scusi, prima lei ha detto dovete interloquire con i sindaci. Se si riascolta... In questi 2 mesi la politica romana, perché sempre colpa solo di quella, sempre colpa solo del governo, non ha fatto gli incontri, non ha fatto il piano guida, non ha incontrato questo, non ha incontrato quell'altro. Ma lo capite che siamo dentro in una totale pandemia da blocco totale di tutti? Lo sappiamo bene, lo sappiamo bene. Ma lunedì ripartono, Bisato, lunedì ripartono. Scusi direttore, le faccio solo notare che prima Bisato... Perché venirmi a dire che entro lunedì non si sanno ancora quali sono i presupposti per riaprire, si riapre col 10% degli utenti dentro un autobus. Può andare bene? No. Bisogna mediare. Allora posso dirvi una cosa. In questi 15 giorni avete sentito che ci sono stati problemi con i treni? No, che sapevo, non lo so. Perfetto, i treni fermo lì. I treni sono in gestione della regione ed è la regione che fa il piano di servizio e la programmazione con Trenitalia e sistemi territoriali. Problemi di flussi di mobilità sui treni non ce ne sono stati, ok? Perché la regione dove può dare ordini dà ordini. La gomma e l'acqua sono in gestione degli enti di governo. Chi sono gli enti di governo? Città metropolitana, province e comuni delle città capoluogo. Lei prima ha detto si interloquisca con gli amministratori locali, ok? Io interloquisco anche con gli enti di governo, interloquisco con i sindaci delle città capoluogo, interloquisco con i presidenti di provincia, però prima ha sentito il presidente di Bus Italia che ha detto una cosa: la regione deve trovare il modo di imporre ai sindaci delle città capoluogo di fare determinate azioni, che è quello che le aziende di trasporto mi chiedono nella riunione a livello regionale. Allora qui vuol dire che c'è un problema di ascolto e di dialogo, ok? Perché nel momento in cui tu chiedi alla regione di intervenire, di sostituirti in sostituzione di un potere che avrebbero i sindaci, lei dice mettiamoci tutti insieme, confrontiamoci, cerchiamo una soluzione, qua c'è qualcuno che la sua parte non la sta facendo. Quello che proponeva Bus Italia, il presidente di Bus Italia, in città Verona lo stanno facendo, quello di tentare di aumentare la velocità commerciale, lo stanno facendo. È importante che tutti facciano la loro parte e tutti ci attiviamo per Allora, io domani farò una cosa che non tocca a me. Costituirò un tavolo tecnico per andare a discutere con le attività produttive e col provveditorato dell'istruzione. Perché? Perché nel momento in cui implode il sistema di trasporto pubblico locale, ne pagheranno lo scotto i veneti. Alla fine, e non servirà a niente che ci diamo contro l'un con l'altro. Bisato, io posso capire quello che lei dice. Bisato, fermo lì Bisato. Io posso capire quello che lei dice, si parla di calcio, però io ascolto e io sto dalla parte, e mi dirai anche di comodo, ma non è così, dalla parte del cittadino che si lamenta che attende l'autobus, che non c'è l'autobus, che non c'è il treno, che non c'è il lavoro, che lo Stato ha promesso e non ha mantenuto, indipendentemente, Bisato, da chi è al governo. Io analizzo quello che dice
dice un Presidente del Consiglio, quello che promette al popolo italiano, e indipendentemente dalla parte politica deve mantenerlo, e non lo fa. E non lo fa. Di questo io difendo il cittadino e sto dalla parte del cittadino. Dopodiché lei può dire tutto, e ovviamente è il contrario di tutto, però sto dalla parte. Io non colpevolizzo nessuno, perché se al governo c'è un'altra parte politica e si comporterebbe alla stessa maniera, lo direi ugualmente, perché il cittadino oggi sta subendo un danno che lo subirà, oltre che per la propria attività, anche sotto un problema psicologico e fisico, e qui il governo deve mettere in considerazione anche questo Io pericolo. L'unica cosa che contesto, e continuerò a contestarla, e mi permette in democrazia che possa esprimere la linea di pensiero che magari è diversa dalla sua, di dire che in questa situazione ci sia qualcuno che sta facendo tutto bene e qualcun altro che sta facendo tutto male. Io non ho detto questo. Noi abbiamo l'obbligo, quando siamo in TV e siccome rappresentiamo le persone e parliamo alle persone, tutti quanti gli interlocutori hanno l'obbligo di dire le cose con un minimo di verità, perché altrimenti questa distorsione non se ne può più di questa distorsione, non se ne può più di questa distorsione della realtà, perché non è vero. Sì, Bisato, attenzione, perché noi abbiamo descritto le criticità sul trasporto pubblico e alla fine tutti abbiamo convenuto che lo Stato difficilmente, con tutte le difficoltà del caso, metterà 500 milioni, e siccome il titolo della serata tanti soldi non arriveranno mai, perché ogni mezz'ora a dire che non arrivano mai, 500 milioni, se non arrivano, queste benedette aziende del trasporto pubblico sono inviolabili. Perché contesta anche il titolo. Bisato, non abbiamo scritto il titolo non arriveranno mai, Ma glielo dica che sono 500. Non abbiamo detto questo, abbiamo detto in virtù di quello che dovevano arrivare, adesso oggi dovevano trovarsi i ministri, abbiamo scritto arriveranno, speriamo di sì, non abbiamo detto che non arriveranno, è diverso il concetto. Io mi auguro e sono sicuro che arriveranno qualcuno e che arrivino, se l'assessore dice che serviranno per sistemare il trasporto pubblico 2 miliardi, 2 miliardi non lo so per l'Italia come farà il governo a tirarli fuori, però a quanto ha detto l'assessore questa è la cifra che serve, 2 miliardi a livello nazionale, a livello nazionale ovviamente, per sistemare il trasporto pubblico. Non so se il governo li avrà, è un altro problema, però questo ha detto l'assessore. Ma allora dobbiamo tagliare i servizi, perché se non ci saranno i soldi Ragona poi li congedo, Bisato poi adesso guardate con che occhi brutti mi guarda, guardate. No, tranquillissimo. Sto scherzando, cerco di sdrammatizzare un po' la situazione, perché il problema è che abbiamo parlato, continuiamo a parlare, e io mi auguro che poi alla fine domani qualcuno tragga dei benefici del nostro parlare, visto le persone che ospiti in questa trasmissione, che hanno un'importanza davvero che conta insomma nel sistema regionale e poi anche nazionale nelle altre trasmissioni. Ragona, allora cosa succederà? Cosa aspetta Bus Italia? No, diciamo, arriveranno i soldi, sì, arriveranno, perché se non arrivano, come dire, la situazione è grave, per cui sono fiducioso che arriveranno. No, volevo un attimo tornare, adesso la richiesta non era che la regione debba imporre ai comuni, però può aiutare, visto che i soldi del Fondo del Trasporto Pubblico Nazionale passano alla regione, che vengono destinati alle singole istituzioni e agli enti di governo. Uno dei nuovi criteri, se si deve ripensare la mobilità in Italia, potrebbe essere questo. Poi faccio un esempio: spesso ci sono delle linee suburbane o anche extraurbane che passano su diversi comuni, quindi magari un comune mi fa la corsia preferenziale e l'altro comune non me la fa, e allora lì come dire, si perde il vantaggio che si è ottenuto. Quindi è più, come dire, io non voglio dire che i comuni non stanno facendo, perché in realtà io credo che tutti in questa situazione si stiano impegnando, è un cercare di collaborare, magari la regione dall'alto, come dire, dell'istituzione che è, può cercare di stimolare in senso positivo i comuni a realizzare queste che sarebbero, come dire, realizziamo dei nuovi corridoi di mobilità, ecco, insomma, bene che Verona lo stia facendo. Cerchiamo di aumentare la velocità commerciale in tutto il Veneto, perché questo dà un migliore servizio, allo stesso costo dà un migliore servizio, e soprattutto ne beneficia anche l'utente, perché prima era chiuso, era imbottigliato nel traffico e ci metteva 40 minuti ad andare a lavorare. Se cambiamo la mobilità della nostra regione o di tutto il paese,
poi dopo ci si metterà 20 minuti e siamo tutti più contenti, anche perché si fa a costo zero. Grazie Ragona, grazie Bisato, grazie Pontelli per la vostra disponibilità e per l'orario, grazie a tutti e tre davvero. Buonasera, grazie. Allora andiamo a leggere i messaggi che ne arrivano moltissimi. La battuta? Chi è che deve fare la battuta? Vediamo, indovina un po' chi. Allora, 2 miliardi sono i soldi cioè i finanziamenti che servirebbero a coprire i costi del trasporto locale, Pontelli, se non ho capito male, a livello nazionale. 3 miliardi verranno dati dall'Italia, che praticamente mantiene vivo un gatto morto. E un'ultima cosa, la Germania, che sta messa molto meglio di noi, sotto il profilo finanziario, dell'equilibrio economico-finanziario, ha tagliato le accise sul gasolio, d'accordo? L'hanno tagliato le accise sul gasolio. Noi di questo non se ne parla, perché il trasporto privato è il peccato. Se noi non usciamo da questa dicotomia, cioè il trasporto privato è il male, e la Germania cresce come sempre anche negli anni passati 3-4 volte rispetto a noi e paga il gasolio molto meno di noi e favorisce anche il trasporto privato, e ne beneficerebbe anche il trasporto pubblico che funziona a gasolio, noi non arriveremo mai a capo di nulla, perché sono contrapposizioni ideologiche. Vabbè, grazie Pontelli, avremo modo. Però il trasporto pubblico ha già il rimborso delle accise sui mezzi non vecchi, ma non ci hanno lasciato. No, perché poi c'è sempre i tedeschi sono più bravi, in realtà anche in Italia c'è già il rimborso sulle accise del gasolio. Sì, ma loro lo hanno tagliato anche per i privati, e questo è il problema. Hanno tagliato il gasolio, l'accisa sul gasolio per tutti, a maggior ragione per i privati. Grazie Ragona, grazie Pontelli, grazie a tutti e due. Buon lavoro. Buonasera. Andiamo a leggere i messaggi, ce ne sono molti. Scriveranno tutti quelli che hanno. Ma cosa stiamo parlando? Gli autobus sono pochi, vecchi e inadeguati, già in una situazione normale, figuriamoci ora. Andiamo nel prossimo. Ma voi sapete, il regionale Verona-Venezia, nei mesi di scuola, università e lavoro com'è, impossibile entrarci. Non parliamo di rispettare le distanze, non è sufficiente neppure raddoppiare. Questo presumo sia il treno, Assessore, presumo. Sì, fanno l'esempio, i treni noi li abbiamo ben carichi, non stanno girando vuoti. Sì, no, si è lamentato ovviamente della capienza dei treni, che ci sono molti pendolari. Andiamo nel prossimo. Mi dispiace, ma non sono d'accordo con Pontelli. Se tutti usano l'auto si crea così tanto traffico che non ci si arriva neanche allo stesso lavoro. Vero anche questo? Tutti hanno ragione. Andiamo nel prossimo. Perché non coinvolgere tutte le aziende di bus privati con conducente che in questi giorni lavorano meno per aumentare qualche corso di trasporto pubblico? L'ha detto prima l'assessore De Berti. È difficile venire fuori, Forconi, è difficilissimo, perché ha un problema se ne somma un altro ancora, e diventa davvero complicatissimo. Una cosa che all'inizio sembra talmente risolvibile diventa complicata, che più complicata non c'è. È colpa di quello, è colpa di quell'altro, se quell'altro prende le responsabilità, cioè davvero mi sembra una cosa e questo va a discapito del cittadino, va a discapito delle esigenze di ognuno di noi, che quotidianamente deve ovviamente usare. In questo caso però è altrettanto vero che, come ha detto l'assessore, è anche il momento di fare delle scelte. Se si fanno dei tavoli, non si interloquisce con chi poi deve essere il tuo interlocutore principale sul territorio, e poi si arriva, come diceva giustamente lei, direttore, al 18 senza avere un disciplinare di come dobbiamo comportarci, e lo stiamo discutendo da un'ora sul trasporto pubblico, ma lo esportiamo su tutto l'universo mondo, dal turismo, appunto, dai ristoratori, dagli estetisti, dai centri estetici, appunto dai parrucchieri. È ovvio che questi come fanno? Possono metterci tutta la buona volontà del mondo, ma se poi tu non gli dai gli strumenti per tempo, non saranno in grado di ripartire né lunedì neanche martedì, perché certi dispositivi bisogna anche ordinarli, bisogna anche averli, bisogna mettere le risorse. E allora, se me lo dici col canale delle tenebre, come ha detto l'ultima volta il Premier Conte, e me lo dici venerdì o sabato, chiaro che io lunedì non riesco ad avere i miei dispositivi e posso aprire, e mi fai perdere magari un'altra settimana. Quindi è anche una questione di scelte e di coraggio, come ha detto Elisa su sto tema qua. Tu, Ministro, devi dirmi il per passato, tempo. Certo, ma il passato non insegna nulla. Se ogni volta, io ripeto, perché lo trovo davvero, lo ripeto alla noia, che potrei che diventare antipatico per questo, se ogni volta io sento dei politici che raccontano, chiedono, promettono e poi non mantengono, ma qui in Italia si ripete la cosa da tanti anni, indipendentemente dalla parte politica, iniziando da quella burocrazia che avete accennato voi. Però è anche vero che, insomma,
c'è un periodo di assoluta difficoltà e di emergenza, lo dice spesso il governatore Zaia, ho sotterrato l'ascia di guerra, perché qua non è una questione ovviamente politica, per fare un gioco di squadra, e mi pare che il senso di responsabilità che ha dato il Veneto con tutta la giunta, col governatore in primis eccetera, sia stato un gioco eccellente. Non abbiamo speculato sul governo, potevamo farlo su tantissimi temi perché le oggettive difficoltà ci sono, ma abbiamo cercato sempre di essere collaborativi. Dopodiché però uno perde anche la pazienza. Sì, io le dico faccio fino dove arrivi, poi quando vedi che non ci arrivi dici colpa del governo. Insomma. No, vabbè, però l'altro giorno io ero in videoconferenza con il Presidente, nella conferenza dei Presidenti, e non posso dire la parola che ha usato per comunicare a Bonaccini, che doveva portare ovviamente nella Stato-Regioni le comunicazioni e le posizioni del Veneto, ha detto ci siamo rotti le palle, scusi il termine. Perché ad oggi, se vi abbiamo mandato tutti i dispositivi, penso solo a quello del turismo, Union Mare, Federalberghi, quelli dei carettini, delle concessioni, dei chioschi, tutti hanno mandato alle nostre ULS ovviamente i disciplinari, vagliate dal punto di vista sanitario, passate al governatore, passate al governo, questi li hanno visti e li hanno sul tavolo da 15 giorni, quando vuoi mostrarmi questo disciplinare? Sabato, domenica per lunedì? Ma scusi, ma perché la Merkel si alza e dice domani mattina si fa così, è già fatto, qui bisogna che discutano il mondo. Serve qualcuno che decide, oggi non c'è. Che decida e abbia il coraggio di decidere. E qui non può succedere questo. Ma allora si stanno mascherando, guarda, lo abbiamo detto prima fuori microfono, direttore, hanno sospeso l'IRAP, non si paga, non si dovrebbe nel decreto, non si dovrebbe pagare l'IRAP per le medie e grandi imprese, fra l'altro non ho capito ancora sulle piccole, ma come lo pagano questa riduzione? L'IRAP finanzia la sanità. Finanzia la sanità l'IRAP. Per cui finanziando la sanità, nel momento in cui la sottraggono, qualcuno dovrà finanziarlo. La paga col MES. Per cui è evidente che useranno il MES. Esatto, quindi hanno già fatto una scelta. Hanno già fatto una scelta che poi verrà ratificata in Parlamento, ma si doveva prima discutere in Parlamento sto benedetto MES, no? Ratificarlo alla fine, ma per dare il contentino al Movimento 5 Stelle che aiuteranno le imprese da una parte, intanto hanno messo... Voi è meglio averli questi soldi del MES 35 subito, oppure secondo voi, come dice, quando dice Salvini dice un'altra cosa? Non è un problema di condizionalità o meno, è un problema in generale, questo è il problema macroeconomico. Quanto più spenderemo male questi soldi che stiamo mettendo in campo, quanto più male li spenderemo, più aumenterà l'indebitamento e quando arriverà a una certa soglia, condizionalità, non condizionalità, i debiti vanno ripagati. Questo è un principio generale. Ci verranno richiesti indietro e non potendo richiederceli indietro, aggrediranno l'elemento fondamentale che ci contraddistingue fra i primi se non secondi in Europa, cioè il patrimonio privato. Salvini dice i buoni che sono quasi 400 miliardi, adesso non ricordo il cifra esatta. Aggrediranno il patrimonio privato, verrà introdotta una patrimoniale, punto. Cioè non c'è alternativa. Ognuno ha una capacità di ripagare il proprio debito. Lo Stato italiano ha una certa capacità con il suo PIL di ripagare il debito. Quando questo indebitamento crescerà fino a un certo livello, 180%, oggi siamo al 150%, eravamo meno del... Quanto più arriverà praticamente in alto, a un certo punto non potremo più ripagarlo. Non è un problema di condizionalità, devi aumentare l'IVA, devi vendere i tuoi porti, no. A un certo punto si arriverà che non ci sarà più in grado di pagarlo. E quindi a quel punto qual è la nostra forte richiesta? Noi siamo i secondi, se non ricordo, per il patrimonio privato, in mano ai privati. L'unico modo sarà applicare una patrimoniale. È l'unico sistema da cui tra l'altro i grossi... secondo lei lo Stato cosa dovrebbe fare per venire fuori in questa situazione? Spendere bene i propri soldi, bene. Cosa intende per spenderli bene? Non di certo darli a pioggia. Questo è il vero tema di oggi. Oggi i soldi ci dobbiamo indebitare, abbiamo un margine ancora, non come la Germania, ma abbiamo un margine. Bisogna indebitarsi, fino a però spendendoli bene. Direttore. Io temo che spendendoli in modo improduttivo, non voglio fare una campagna contro redditi di cittadinanza, redditi di emergenza e via dicendo, ma spendendoli bene,
Per esempio, andare a coprire le perdite nello stesso modo e semplicemente praticamente non tenendo conto, per esempio, che ci sono imprese che si sono sacrificate e non hanno distribuito i dividendi, si sono rafforzate patrimonialmente, e hanno fatto di tutto per rafforzarsi patrimonialmente, quelle imprese oggi nel decreto rilancio sono penalizzate nell'articolo... Certo. Sì, però direttore, su sta roba qua bisogna aggiungere a quello che diceva Maurizio. Secondo lei, per spendere le risorse bene, mi è venuto sto flash, noi abbiamo vissuto tutto il sistema paese in modo equo e uniforme la pandemia? Non credo. Ci sono delle regioni che l'hanno vista passare sopra la testa, ci sono regioni che da 20 giorni sono a contagio zero, ci sono territori diversi. La distribuzione del Fondo Sanitario Nazionale è avvenuta in modo uniforme. Perché non si è andati a colpire e a ripagare chi ha avuto i morti, chi ha avuto le sale di rianimazione? Per il motivo che ha detto abbiamo dato a pioggia. Quindi quello che diceva Maurizio, quando tu devi intervenire chirurgicamente su chi ha bisogno, perché adesso la distribuzione che verrà data ai comuni, province e regioni sarà ancora non sul PIL regionale e quindi a chi ha bisogno per far partire la macchina e il motore che si sta fermando dell'impresa, ma a pioggia. Quindi la Basilicata, che conta meno della provincia di Treviso, prenderà quanto Treviso, ma Treviso mette in moto migliaia di imprese, a Basilicata se riparte non si accorge nessuno, scusi la franchezza. In virtù di quello che abbiamo detto questa sera e di tutto quello che dicono nelle varie trasmissioni, sono poi di un'utilità per i politici, cioè, semplifico, noi parliamo ore e ore, ognuno espone i propri problemi, questa sera la Deberti è stata chiarissima il motivo per cui può migliorare o andare in difficoltà il trasporto veneto ed è chiarissimo il modo di lavorare che intende la Deberti. Ma questo sarà utile domani quando si troverà sul tavolo di lavoro da Deberti. Prendo la Deberti perché questa sera è ospite della Deberti, ma in tante altre situazioni sento parlare e poi ma sì, va avanti. Ma speriamo che questi siano suggerimenti che arrivino soprattutto ai parlamentari di tutti gli schieramenti, perché noi poi gli emendamenti li mandiamo ovviamente ai parlamentari e ognuno fa la propria parte, ma mi consenta di dire che sarebbe anche ora di fare anche un po' di lobby territoriale ogni tanto sui tavoli romani, perché ogni tanto sento qualche forza politica del Veneto che sembra che non sia Veneto o che non tifi per il Veneto, tifi per qualcun altro soltanto perché lo schieramento è filo governativo. Oggi è il caso di mettersi tutti... C'è molta gente invidiosa nella vita. Ho capito, però ragazzi siamo in difficoltà, oggi dobbiamo fare il lobby territoriale, le regioni del sud lo fanno da una vita, lo fanno, dobbiamo imparare a farlo anche noi, queste sono risorse nostre. Quando Bisato prima diceva dei soldi che non arrivano, ricordo che lasciamo 15 miliardi di euro di residuo fiscale ogni anno e quindi dobbiamo andare col cappello di paglia a chiedere quello che è nostro, oggi che siamo in difficoltà, insomma. E ci sono 10 regioni. Devo chiudere. Cioè devo chiudere, se volete rimaniamo qui perché l'argomento è interessante, no? Dice di no, no, possiamo andare avanti anche fino a domani mattina. Vede che adesso è carica, sono carica. No, è stato interessante, io mi auguro domani nel tavolo di lavoro che l'assessore dovrà, che ha instaurato il tavolo di lavoro, riesca a ottenere i risultati che ci aspetta, soprattutto anche per i cittadini veneti per quanto riguarda il trasporto. Che a Padova poi sono arrabbiati perché hanno tolto anche il Freccia Rossa che andava a Padova. Quelli sono servizi a mercato che si pagano solo con le tariffe. Esatto. E quindi la prima cosa che Trenitalia ha fatto è stato togliere quelli, come la prima cosa che il governo ha fatto quando è iniziata la pandemia, senza dire nulla alla regione, ha tolto tutti i treni indivisi, che sono dei treni, quelli che dicevo prima, dal Brennero a Bologna e da Venezia a Trieste, che sono molto molto utilizzati dai cittadini. Spero che li reinseriscano il prima possibile. Buon lavoro per domani, Assessore. Grazie a Gianluca Forcolì, mi raccomando, adesso parliamo che chiudiamo. Lo so, ma lei è amico con Inter Donato? Certo. Lei è amico perché Inter ha capito il perché. No, io sarei Juve Donato. Perché lei sotto è sadico, si prende delle soddisfazioni sportive, Inter Donato, qui Inter Pares. E invece infatti lo chiamo solo Donato. Ha capito, qui è nel nero-azzurro, insomma. Stiamo scherzando, in ogni modo grazie a Gianluca Forcolì, grazie a Elisa Deberti e grazie anche a Maurizio Interdonato, soprattutto per l'orario, e grazie di essere intervenuti nella nostra trasmissione. Grazie a Elisabetta Corazza in redazione. Elisabetta. Da Giorgio, grazie ai nostri ospiti, grazie a chi ci ha seguito da casa e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo per una nuova puntata di Primus Inter Pares. E ricordiamo che mercoledì tratteremo ovviamente lo spettacolo con ospiti molto importanti, quindi è una puntata assolutamente da non perdere. Grazie Dennis.
Grazie, buona serata anche da parte mia. Saluto Marco e Claudio, noi ci vediamo domani, ricordo alle 12:30 telegiornale, collegamento con il governatore per i dati che per fortuna stanno calando in maniera vistosa, speriamo continui così. Buonanotte. Questo programma è stato offerto da Despar, Eurospar, Interspar, da 60 anni, il valore della scelta.